Che cos'è per te la bellezza della conoscenza? La bellezza della conoscenza è questo, stare tutti insieme, così con varie culture insieme e con tanti valori diversi, ma con l'anima pura. Avere una mente aperta per poter cogliere l'essenza di ogni popolo, di ogni paese, ogni tradizione e condividere con tutti la felicità del conoscere. Più ti conosci, più ti innamori. La seconda edizione di un incontro che mette insieme le nostre comunità che fanno parte come un mosaico della comunità più allargata di Pieve di Soligo. Le nostre tradizioni incontrano oggi le tradizioni dei vari popoli che hanno imparato nel tempo a integrarsi nel mondo del lavoro della nostra società e quindi abbiamo iniziato questo percorso da 2 anni appunto nell'invitare le comunità a farci assaporare i loro cibi, le loro tradizioni, vedere i loro costumi, condividere quelle che sono praticamente le nostre tradizioni. Siamo freschi di un gemellaggio con una città polacca, Zdrój, che va a allargare quella rete di rapporti internazionali che la città di Pieve di Soligo sta cercando di costruire. Questa ulteriore manifestazione è un momento di incontro, di dialogo che spero possa stemperare il clima di odio e di tensione che regna purtroppo non solo in Europa ma Oggi è iniziata la manifestazione, la seconda edizione di Mosaico di Culture, una manifestazione voluta dall'amministrazione comunale di Pieve di Soligo e con la collega della cultura, l'assessore Secca, abbiamo cercato di creare un altro momento di unione, di conoscenza tra popoli. Infatti oggi sono presenti oltre 23 nazionalità dall'Asia, dall'Africa, dall'Europa, con balli, canti, cibi e gastronomia e artigianato. L'obiettivo è quello di creare questo pomeriggio sera di conoscenza, dialogo e un momento di positività in un momento storico dove è difficile stare insieme, è difficile conoscere il prossimo e l'amministrazione comunale in questa manifestazione è fatta proprio per questo, conoscere, perché siamo in un periodo dove c'è bisogno tanto di questo. Sicuramente quello che rappresenta anche questa opportunità che l'amministrazione di Pieve di Soligo ha messo a disposizione anche per le altre amministrazioni è quello di ricordarsi che ognuno di noi ha la propria famiglia che è il nucleo centrale, ma appartiene a una comunità più grande che è la propria comunità, dove nella comunità le reti che sono rappresentate dalle associazioni, dai tantissimi volontari e da tutto quel mondo del terzo settore che lavora insieme proprio per permettere che un'integrazione possa realizzarsi, ma soprattutto rispettando le culture, le tradizioni, ma anche, come abbiamo visto oggi, anche attraverso la musica e il ballo, quello che può rappresentare dai più piccoli ai più grandi proprio questa peculiarità di ogni territorio. Fa nascere il rispetto verso gli altri popoli, proprio vedendo come un popolo ha cura verso il suo piatto, il suo abito, il modo di ballare, questo proprio ti fa piacere conoscere un altro popolo e proprio nasce il rispetto. Conoscere la tradizione di ogni paese, perché ogni tradizione, ogni paese ha la sua bellezza da conoscere. Far capire chi siamo, perché qualche volta i pregiudizi, no? Sono così alta che non si conosce, fa paura, dico sempre. Però con questo genere di feste, soprattutto il Mosaico, è una festa veramente per farci anche conoscere meglio le culture.